Turibio camminava senza sosta. I piedi affondavano nel fango. La pioggia cadeva sottile sulle spalle stanche, ma il cuore era acceso da una fiamma che niente poteva spegnere. Attraversava valli, risaliva montagne, entrava nei villaggi sperduti dove nessuno aveva mai visto un vescovo prima di lui. La gente lo accoglieva con occhi pieni di stupore, mani ruvide che stringevano le sue con riconoscenza. Amava quelle persone. Non parlavano la sua lingua, ma lui voleva comprendere il suono delle loro voci, il battito dei loro cuori. Così imparò le loro parole, ne fece melodia, perché la fede non doveva essere una catena, ma una carezza che consola. I sacerdoti dovevano fare lo stesso, dovevano parlare con amore, non con distacco. Nelle case trovava bambini affamati, donne curve sotto il peso di giorni duri, uomini con lo sguardo spento. Per loro sognava una vita più giusta. Entrava nelle capanne e diceva ai parroci di insegnare non solo la preghiera, ma anche il valore della dignità. Ogni casa doveva avere un letto per riposare, un tavolo per condividere il pane. Ogni cuore doveva sentire di essere prezioso agli occhi di Dio. Non era un uomo che comandava da lontano, non restava seduto in palazzi freddi, camminava con il sole e con la pioggia, con la sete e con la fatica. Sentiva il dolore dei più deboli come se fosse il suo. Ogni passo era un dono, ogni parola un seme piantato nella terra arida. Organizzava incontri, parlava con chi poteva aiutare. I sacerdoti dovevano essere più vicini alla gente, non più lontani. Il popolo non doveva sentirsi abbandonato. Fece scrivere libri in lingua indigena, perché nessuno dovesse sforzarsi di comprendere parole che non appartenevano al cuore. Costruì un luogo per preparare chi voleva servire Dio, un luogo dove il sapere e l'amore si univano, dove i giovani potevano diventare luce per chi viveva nelle tenebre. Non risparmiava se stesso. Anima e corpo si consumavano nell'opera che sentiva sacra. Alla fine, quando il peso degli anni e delle fatiche divenne troppo grande, si fermò in un piccolo villaggio. Si sentiva stanco, ma non triste. Sapeva di aver donato tutto. Chi era con lui racconta che nel momento ultimo il suo viso si illuminò. Forse vedeva già il cielo spalancarsi davanti a sé. Forse sentiva le voci di coloro che lo avevano amato e che ora lo aspettavano nella casa eterna. Il suo corpo si spense, ma non il suo spirito. Ogni villaggio che aveva visitato, ogni cuore che aveva toccato, ogni parola che aveva pronunciato continuò a vivere. La sua voce non si spense nel vento, ma rimase nelle montagne, nei fiumi, nei sorrisi di chi aveva trovato speranza grazie a lui.